Matteo Toffanin, rappresentante di una ditta di computer, aveva 23 anni quando nel maggio del 1992, al rientro da una gita con la fidanzata, fu colpito da decine di proiettili mentre era nella sua auto. La vettura era uguale a quella di un pregiudicato che abitava nella strada dell'agguato e i killer non si resero conto del tragico scambio di persona. La fidanzata, Cristina Marcadella, rimase ferita alle gambe. Dopo 31 anni le indagini ora sembrano arrivare a una svolta. Questa è la storia di Matteo Toffanin, vittima innocente della vendetta di un clan mafioso. Succedeva a Padova 31 anni fa, ora la clamorosa svolta nelle indagini sull'omicidio. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è mercoledì 22 febbraio 2023. La prima notizia del giorno riguarda il caso Toffanin. Sono 2 i nuovi indagati per l'omicidio di Matteo. Oggi Marino Bonaldo, pluripregiudicato all'epoca in affari con la mala di Felice Maniero, parlerà davanti al PM. Allora, l'uccisione del giovane Matteo Toffanin, che all'epoca aveva 23 anni, quando venne scambiato appunto per Marino Bonaldo di 39, l'uccisione avvenne il 3 maggio 1992, confermato lo scambio di persona, e oggi viene riaperta l'indagine. Ne parlano i quotidiani del gruppo Gedi in un articolo di Cristina Genesin, ma anche il Gazzettino, dove Serena De Salvador ricostruisce il profilo appunto di Matteo Toffanin, è quello che vi ho letto poco fa, e racconta gli sviluppi del caso. Uno scambio di persona e Matteo morì a 23 anni, ora ci sono 2 indagati, questo il titolo della notizia. A Padova, dopo 31 anni, la clamorosa svolta nelle indagini sull'omicidio di Toffanin. Il bersaglio dei killer era un uomo legato alla mala del Brenta, che non ha mai parlato, appunto Marino Bonaldo, che oggi sarà davanti al PM, e vedremo come proseguirà questa vicenda, questa ricerca della verità, anche di una verità giudiziaria. Una vicenda naturalmente di mafia, in particolare legata alla mafia del Brenta, che è tra l'altro l'unica organizzazione criminale di stampo mafioso così riconosciuta dalla magistratura, originata in un territorio, il Veneto, diverso dalle regioni del Mezzogiorno che hanno originato mafia, camorra, 'ndrangheta. Proseguiamo con la rassegna stampa di oggi e ci occupiamo di interruzione volontaria di gravidanza. Il Gazzettino pubblica gli esiti di un sondaggio curato dall'Osservatorio sul Nord-Est di Demos. Aborto, adesso solo il 28% vorrebbe cambiare la legge, ma vediamo meglio di che si tratta. In 10 anni si è dimezzato il numero delle persone che ritengono necessaria una revisione restrittiva delle norme che regolano l'interruzione di gravidanza. E allora, se nel 2013 addirittura il 48% delle persone che vivono a Nord-Est era favorevole a rivedere la legge 194 del 78 e rivederla in modo restrittivo, bisogna rivedere la legge sull'aborto per limitare i casi in cui è lecito, questo nello specifico il quesito posto dall'Osservatorio Nord-Est. Ebbene, se nel 2013 a favore di restrizioni sull'aborto era il 48%, oggi è solamente il 28%, nemmeno una persona su 3. E naturalmente si fa sentire la influenza della religiosità. Tra i non praticanti il 27%, tra i saltuari una percentuale analoga, il 25%, tra chi frequenta assiduamente le parrocchie il 41% è a favore di una restrizione del diritto all'interruzione di gravidanza della donna, il 41%, quindi comunque una percentuale inferiore alla metà.
C'è naturalmente anche la variabile politica, gli elettori dei diversi partiti si differenziano in modo anche sensibile rispetto all'opinione sul diritto all'interruzione volontaria di gravidanza. Secondo gli elettori del Partito Democratico non bisogna sostanzialmente rivedere la 194, solo il 15% degli elettori del PD è convinto che vadano ristretti e limitati i casi in cui è lecito l'aborto. Il Movimento 5 Stelle 19%, Azione Italia Viva 14%. La percentuale invece di persone favorevoli alle restrizioni nell'ambito dell'interruzione volontaria di gravidanza aumenta a destra, quindi Forza Italia il 30% è favorevole a restrizioni sull'aborto, Lega il 25%, Fratelli d'Italia, la percentuale più elevata, il 38%, chiede restrizioni dell'interruzione volontaria di gravidanza e quindi di rivedere la legge 194, comunque percentuali ben lontane dalla maggioranza anche all'interno della destra e anche all'interno del partito di Giorgia Meloni. Voltiamo pagina e proseguiamo con la rassegna stampa. Ancora sul Gazzettino di oggi, lo sceriffo si toglie la stella, Gentilini non si ricandida, l'ex sindaco di Treviso annuncia appunto il suo ritiro da la politica attiva, quantomeno dal Consiglio Comunale di Treviso, dove siede dal 1994 con la Lega. Cosa dice Gentilini, ex sindaco di Treviso? A 94 anni non ho più l'età, non voglio diventare un altro Berlusconi che non vuole lasciare quando è il tempo. Insomma, Giancarlo Gentilini, 94 anni, per 2 mandati è stato sindaco di Treviso, poi vice sindaco per altri 2 e infine semplice consigliere comunale, sempre con la Lega. La sua parabola nelle istituzioni comunali si conclude qui. L'annuncio verso le elezioni amministrative che si terranno a Treviso, ma anche in altri comuni del Veneto questa primavera, come ad esempio Vicenza. Concludiamo la rassegna stampa di oggi con 2 notizie flash. Dal PNRR 127 milioni di euro per le scuole del Veneto, è corsa ai progetti, i presidi sono in affanno. Intanto parte il bando da 76 milioni di euro per l'edilizia scolastica. L'articolo di Alice Deste sul Corriere del Veneto di oggi spiega appunto cosa sta succedendo nel mondo della scuola con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. C'è una scadenza il 28 febbraio, tra rischi e opportunità, scrive la giornalista. Accessori high tech ma inutili, c'è anche insomma una polemica. Il 60% delle risorse va impiegato nella dotazione tecnologica, molte scuole però hanno semplicemente bisogno di arredi. C'è una tabella che spiega anche come sono stati distribuiti i fondi. In Italia 424 milioni di euro per il Next Generation Lab, di questi 29 milioni e 877 mila, quasi 30 milioni di euro insomma in Veneto. Poi c'è un altro filone che è quello del Next Generation Classroom, 1 miliardo 296 milioni a livello nazionale. In Veneto 97 milioni di euro. Tra molti settori a cui si rivolge il PNRR finanziato dall'Unione Europea c'è anche appunto la scuola. La ripartizione dei fondi è avvenuta l'estate scorsa per il Veneto, in totale 127 milioni di euro divisi tra scuole di diverso ordine e grado. Entro il 28 febbraio 2023 le scuole devono rendicontare su un'apposita piattaforma come hanno speso i soldi, pena il rischio di doverli restituire. E infine l'ultima notizia di oggi è ancora dal Gazzettino, dove si parla di un progetto legato alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Si pensa di realizzare non un aeroporto come era stato proposto da qualcuno, in particolare dalla ministra al turismo Santanchè, ma si pensa a un aeroporto non un aeroporto, ma un vertiporto per la Regina delle Dolomiti, per Cortina, quindi un vertiporto a Cortina in vista delle Olimpiadi. Sono già in corso contatti tra il comune e ENAC.
un'ipotesi spuntata dal convegno dell'Osservatorio Droni a Milano. Il sindaco di Cortina dice: l'aeroporto sarebbe troppo impattante, ragioniamo su atterraggi e decolli verticali. Sì, perché cos'è un vertiporto? Nient'altro che una nuova forma di mobilità aerea, e cioè sostanzialmente un aeroporto per droni in grado di trasportare persone. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.